Colpo le nuove leve delle cosche egemoni nel Regino, 50 misure cautelari, ingerenze negli appalti e sui social, si vantavano, comandiamo noi. Sequestrato dalla Guardia di Finanza di Cosenza un patrimonio di oltre 5 milioni di euro riconducibili a 2 affiliati della cosca Rango Zingari, sigilli a società, immobili, rapporti bancari e automezzi. Numerosi furti a danni di aziende nella zona industriale di Rende, in azione una banda ben organizzata. Niente soldi per i lavoratori ex mobilità in deroga, mancano i fondi per gli oltre 6.000 precari calabresi. La diga sul Menta sarà presto realtà, il governatore assicura, Reggio non soffrirà più la sete. Un buco da 40 milioni di euro nelle casse comunali di Gioia Tauro, l'allarme dell'ex sindaco, a rischio il patrimonio immobiliare dell'ente. Il Cosenza rialza la testa contro l'Acragas, sul sintetico di Siracusa servono pochi minuti ai lupi per stendere i giganti. Catanzaro di misura sul Monopoli che lotta fino alla fine, Rende travolto a Trapani. Buonasera dalla redazione TG10, dunque la cronaca in primo piano con l'operazione della Polizia di Stato e dei Carabinieri coordinata dalla DDA di Reggio Calabria per l'esecuzione di 50 misure cautelari che ha consentito di far luce sui presunti condizionamenti da parte dell''ndrangheta negli appalti banditi dal comune di Brancaleone nel Regino. Vediamo il servizio. Un vero e proprio rinnovamento delle cosche e dell'organizzazione interna, un banco nuovo insomma, sebbene metodi e finalità da perseguire fossero rimasti quelli di sempre. È inquietante quanto emerge dall'operazione Camps Banco Nuovo che questa mattina ha portato all'arresto di 39 persone, 32 in carcere, 7 ai domiciliari, mentre ad altre 11 è stato imposto l'obbligo di dimora. Il blitz è stato condotto dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria e ha riguardato i territori di Brancaleone, Africo, Bruzzano, Zeffirio, da sempre basi operative dei clan Palamara Scriva, Mollica, Morabito. Su queste aree gli eredi dei boss di un tempo, oggi giovani e assetati di potere e soldi, avevano imposto le loro volontà, sotto scacco politici e imprenditori, in particolare sotto controllo era finita l'amministrazione comunale di Brancaleone, sciolta pochi mesi fa per mafia. C'è un episodio che conferma il dominio esercitato dagli ex rampolli dei clan diventati nel frattempo generali. Una delegazione di 'ndranghetisti ebbe, con assoluto senso dell'impunità, l'ardire di interrompere una giunta comunale in corso a Brancaleone e dare precise indicazioni circa i provvedimenti da adottare. Sindaco e vice sindaco in quell'occasione sarebbero stati addirittura minacciati. A riprendere la scena un poliziotto, a conferma che il monitoraggio era in corso da tempo. I nuovi capi, che non disdegnavano di fare l'uso dei social per ribadire il loro potere, riuscivano a concludere affari apparentemente legali con la complicità di dipendenti pubblici. Uno di questi, Domenico Vitale, è finito in manette e a impedire ad imprenditori onesti di lavorare. Ieri vi abbiamo mostrato soltanto alcune immagini relative all'ultimo furto in ordine di tempo perpetrato ai danni di un'azienda che si occupa di impianti elettrici nella zona industriale di Rende. Oggi vi mostriamo i fotogrammi che ricostruiscono la sequenza del colpo e che mostrano la banda in azione dall'arrivo alla fuga. Con Anna Franchino, sentiamo. Eccola la cosiddetta banda dei furti che in queste settimane sta imperversando, creando allarmismo e preoccupazioni fra le aziende di Contrada Lecco e Coda di Volpe a Rende, mentre mette a segno l'ultimo colpo in ordine di tempo. Questi sono i fotogrammi captati dalle telecamere di videosorveglianza posti all'interno dell'azienda C e Multiservizi visitata dai ladri. Una sequenza di scatti che testimonia la rapidità con cui gli uomini mascherati agiscono. Eccoli mentre entrano all'interno dei locali, con scaltrezza si muovono con rapidità, fanno razzia del bottino e si allontanano velocemente. Si sono introdotti all'interno dell'attività che si occupa di impianti elettrici, portando via materiale informatico per diverse migliaia di euro e causando danni ingenti alla struttura. Noi abbiamo ricevuto la chiamata dell'antifurto, siamo corsi, diciamo che è una cosa anomala ricevere in piena notte una telefonata e siamo arrivati, non c'era più nessuno, abbiamo trovato la parte della finestra con l'imbisso completamente danneggiato, la finestra rotta e abbiamo scoperto che quando siamo andati a fare la denuncia praticamente lì c'era un altro signore che un'altra azienda lì, sempre nella zona industriale, e anche lui la stessa sera ha subito il furto.
spento subito dopo noi, perché comunque è detto verso le 2:50, 3. Praticamente più il danno che hanno generato che altro, fortunatamente. Un'escalation di furti su cui indagano i carabinieri della compagnia di Rende, che sta creando allarmismo in tutta la zona industriale fra gli imprenditori che quotidianamente operano sul territorio e che stanno maturando l'ipotesi di attuare azioni preventive. C'è preoccupazione, sì. Infatti noi abbiamo provveduto adesso ad avere pure un contratto con la vigilanza per essere più tranquilli, comunque così avere a disposizione una squadra che gira la sera. Torniamo ad occuparci della lunga attesa dei tirocinanti calabresi. Per gli oltre 6.000 lavoratori ex mobilità in deroga ancora nessun soldo. La notizia è che i soldi non ci sono, l'INPS non ha ancora firmato, fanno sapere dalla Regione, di conseguenza niente pagamenti per i tirocinanti lavoratori ex mobilità in deroga che hanno prestato servizio negli enti locali e nelle imprese private. In Calabria si tratta di 6.700 persone il cui assegno è di 800 euro lordi. Quasi un anno fa, era il 7 dicembre del 2016, la Regione ha firmato con le organizzazioni sindacali un'intesa per sbloccare i fondi residui della mobilità in deroga in modo da farli confluire sui tirocini e poter disporre di maggiore liquidità per il pagamento degli stessi, un piano che sembrò innovativo e che invece si è scontrato con l'elefantiaca burocrazia. Ottenuto il via libera dal Ministero, dopo la redazione della graduatoria a giugno si è partiti. La Calabria ha chiesto al Ministero del Lavoro che fosse direttamente l'INPS a pagare i lavoratori e qui il meccanismo si è inceppato. La Calabria, che è stata la prima regione a partire con i progetti, è partita senza aver la convenzione nazionale firmata, cioè in effetti è il Ministero che doveva firmare la convenzione, ancora non l'ha firmata, e di questi giorni la firma da parte del Ministero, però sta di fatto che 4 mesi di lavoro non sono stati ancora retribuiti. L'INPS non può pagare se non ha la firma della convenzione. Si parlerà appunto di arrivare nel mese di dicembre al pagamento dei percettori dei tirocinanti di cui stiamo parlando. Soldi tanti mancano invece nelle casse, mancherebbero nelle casse del Comune di Gioia Tauro, e l'appello denuncia dell'ex sindaco che dice sono a rischio il patrimonio immobiliare dell'ente. Sentiamo. Su Gioia Tauro, comune sciolto per infiltrazione mafiosa e dichiarato in dissesto dai commissari prefettizi, interviene Aldo Alessio. L'ex primo cittadino antimafia lancia l'allarme sulla possibile liquidazione del patrimonio immobiliare della città. Gioia Tauro soffre di un debito astronomico, un buco delle casse comunali che supera i 40 milioni di euro. L'ex amministratore, storica figura della sinistra legalitaria gioiese, alle scorse elezioni amministrative arrivò al ballottaggio con l'ex sindaco Giuseppe Pedà. Poi arrivò la crisi politica della giunta, la caduta e lo scioglimento successivo per mafia. Oggi Alessio guida un'associazione politica Città Futura, l'unico rimasto in piedi a fare politica in una città disastrata. La prospettiva non è rosea perché innanzitutto i concittadini gioiesi dovranno avere una maggiore consapevolezza della gravità di dissesto di bilancio in cui ci troviamo. La prossima settimana probabilmente sarà nominata l'organismo straordinario di liquidazione che dovrà trattare tutti i vecchi crediti di predissesto di bilancio, e qualora questi non riuscissero nel loro intento di riscuotere i debiti da parte del Comune, sarà molto probabile che anche i beni, i gioielli di famiglia saranno venduti. Questo sicuramente ha dei responsabili amministrativi che secondo me dovrebbero essere perseguiti sia dalla Corte dei Conti che dalla Procura della Repubblica. La diga sul Menta sarà presto una realtà, lo dice il governatore Oliverio, che assicura Reggio non soffrirà più la sete. Il sopralluogo su una delle grandi incompiute calabresi, la diga sul Menta, il cantiere è aperto, il progetto rimasto sulla carta, una storia calabrese come tante con i lavori a metà. Ieri il governatore Oliverio, accompagnato dal sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà, ha assunto un impegno preciso. Reggio Calabria avrà il suo bacino per l'approvvigionamento idrico. Si sta rispettando il cronoprogramma, che sono stati realizzati importanti lavori.
che manca adesso un ultimo percorso, che è quello della realizzazione di un bypass di circa 1 chilometro e 700 metri, che le opere più importanti sono state portate a compimento. Io credo di poter dire che stiamo arrivando alla meta, alla conclusione di questi lavori, che ci consentiranno di recuperare una grande incompiuta per la quale sono state investite risorse consistenti, che appunto per decenni è rimasta incompiuta e che oggi noi ci auguriamo di portare a conclusione. Questo è il nostro proponimento, per dare alla città di Reggio Calabria, al comprensorio dell'area metropolitana, acqua di qualità, per fare in modo che appunto gli investimenti realizzati possano essere portati a buon fine. I nostri 100 secondi di cronaca adesso, vediamo. Sta meglio il bimbo di 11 mesi ricoverato all'Annunziata di Cosenza dopo aver ingerito un pezzetto di hashish. I medici lo hanno dichiarato fuori pericolo. Sulla vicenda proseguono le indagini. Il procuratore capo di Cosenza, Mario Spagnolo, ha trasmesso gli atti alla magistratura dei minori. La Guardia di Finanza di Cosenza ha sequestrato un patrimonio di oltre 5 milioni di euro riconducibili a 2 affiliati di spicco della Cosca Rango Zingari, Antonio Intrieri e Domenico Mignolo, entrambi già condannati per associazione mafiosa poiché ritenuti ai vertici della Cosca Cosentina. Il sequestro su richiesta della DDA di Catanzaro ha riguardato immobili, società, rapporti bancari e automezzi. I carabinieri della compagnia di Petilia Policastro e personale della squadra mobile della questura di Crotone hanno dato esecuzione ad un fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura nei confronti di un operaio di 30 anni. L'uomo è ritenuto l'autore del ferimento ai danni di un coetaneo avvenuto lo scorso 23 ottobre. Il trentenne, dopo essersi reso irreperibile per quasi 2 settimane, si è presentato negli uffici della questura di Crotone accompagnato dal suo difensore di fiducia. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Catanzaro hanno sequestrato beni per quasi 1 milione di euro ad un imprenditore di 56 anni per il reato di omesso versamento dell'IVA. Il sequestro scaturisce da una verifica fiscale eseguita dalle Fiamme Gialle nei confronti della società del settore delle pulizie generali di edifici con la sede operativa alla Lamezia Terme, di cui l'uomo è socio di maggioranza e rappresentante legale. La società avrebbe omesso di versare l'IVA in base alla dichiarazione per l'anno d'imposta 2014 per un importo di oltre 993.000 euro. A proposito di droga, avete sentito una notizia, ce n'è un'altra che arriva da Crotone, da Papanice in particolare. Un 18enne è stato trovato a casa con 840 grammi di marijuana. E adesso parliamo di una nostra notizia che ha avuto un seguito, perché il settore educazione del comune di Cosenza ha aperto un'indagine interna in seguito al presunto gravissimo caso di bullismo e di razzismo cui sarebbero state vittime una signora di nazionalità polacca e la figlia in una scuola cittadina. Se i fatti corrispondessero al vero, si legge nella nota del settore educazione, si tratterebbe di un vergognoso caso di discriminazione razziale ed economico che l'istituto scolastico competente dovrà redarguire e censurare nei modi di legge. La scuola pubblica è per definizione il luogo della tolleranza e della convivialità, all'interno della quale non sono tollerabili atti di bullismo verso i bambini e addirittura verso i genitori. L'istituto scolastico coinvolto, seppur indirettamente, dovrà garantire, a prescindere dall'inchiesta giudiziaria, che la bambina sia protetta e difesa da ogni atto di bullismo, e su questo il Comune di Cosenza vigilerà senza alcun cedimento. Presentato il calendario dei Carabinieri, scopriamolo con il comandante provinciale di Catanzaro. Il calendario di quest'anno segue quelli degli anni precedenti, in particolare degli ultimi 2 anni, in un percorso virtuale nell'arte. Le direttrici che vengono proposte quest'anno sono quelle delle missioni internazionali dell'Arma dei Carabinieri, i compiti istituzionali dell'Arma, affiancate da immagini, dal forte contenuto emotivo e prospettico e anche dai forti contenuti in termini di valori di promettenti artisti internazionali nei vari continenti del mondo. È un percorso che naturalmente viene illustrato su 12 tavole, ognuna per il mese di riferimento, e affianca il contenuto artistico a quello istituzionale dell'Arma dei Carabinieri, sempre diretto, proprio come lei sottolineava,
all'esaltazione del tricolore, dei valori nazionali e naturalmente anche alla tutela dei cittadini e della collettività dei beni comuni. Da sempre l'Arma dei Carabinieri è immersa nel tessuto sociale, nella cittadinanza, da sempre si lavora nel quotidiano proprio per offrire e cercare di farlo nel modo più convinto e naturalmente efficace possibile, un servizio ai cittadini in termini di sicurezza ma anche di aiuto nelle piccole cose ma anche nelle grandi necessità. Abbiamo visto in un passaggio che viene ritratto un militare dell'Arma che aiuta una persona durante un disastro purtroppo naturale come ultimamente abbiamo spesso visto anche nel nostro Paese. A Cosenza 2 incontri che hanno visto ospite il professore Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca. Vediamo. 2 diversi incontri hanno visto protagonista il professor Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca, che è stato prima ospite del comitato Dante Alighieri di Cosenza, in un convegno promosso in collaborazione con il liceo Lucrezio della Valle e il liceo classico Bernardino Telesio, patrocinato dal comune di Cosenza e coordinato dal professor Giuseppe Trebisacce dell'Unical, avente come tema l'italiano e le tecnologie digitali. Poi il professor Sabatini ha anche incontrato gli studenti, discorrendo dell'italiano e le altre lingue nel mondo di oggi. Abbiamo pensato di chiamare il professore Sabatini per soprattutto promuovere il suo ultimo libro che è Lezione di italiano, perché in effetti ci fa capire l'importanza della scrittura in quanto è la tecnica che attraverso il corpo mantiene il contatto con la realtà esterna. L'uso del linguaggio parlato e scritto, quello scritto richiede delle tecniche didattiche particolari, delle scienze alla base dell'azione dell'insegnante e quindi è un compito complesso, delicato, fondamentale. La tecnologia è utile, è stato detto, ma attenzione a non abusarne. Non si può condannare la tecnologia, ma l'abuso specialmente quando di certe attività non si vede il danno, bisogna spiegarlo. C'è il vantaggio di conoscere più rapidamente, di comunicare più rapidamente, di ricevere più notizie, ma se siamo bloccati da questi apparecchi, da questi auricolari, da questi strumenti, non facciamo altro, allora lì siamo nella sfera dell'abuso e del danno al cervello. E adesso il calcio con la Serie C, turno infrasettimanale molto interessante. Il Cosenza rialza la testa contro i giganti dell'Acragas, è giocato sul terreno sintetico di Siracusa perché è indisponibile l'Esseneto, un Cosenza che ha chiuso la pratica in pochi minuti, poi ha sfiorato anche la terza rete che non è arrivata comunque una prestazione positiva in attesa della gara con la Juve Stabia di sabato. Il Catanzaro vince di misura contro il Monopoli che era andato a segno con un gol di Sarà che è stato annullato e invece il Rende cade sotto i colpi di un Trapani scatenato. Sentiamo. Sul prato di Siracusa l'approccio del Cosenza è sempre incisivo, questa volta però l'1-2 messo a segno nei primi minuti contro l'Acragas è bastato per portare via i 3 punti. Nessuna sorpresa dopo quelle riservate dal turnover effettuato dal tecnico Braglia. I lupi hanno azzannato i giganti e dopo aver sbloccato il risultato con Statella, che ha chiuso al meglio l'azione costruita da Mungo e Bruccini, hanno sfiorato subito il raddoppio, con Tutino e lo stesso Statella, fermati per 2 volte sul più bello. Il secondo gol però non si è fatto attendere, alla mezz'ora è bastato un calcio d'angolo per servire a Bruccini la palla del 2-0. Acragas matato e tenuto a bada per il resto della gara, Cosenza più sereno rispetto all'ultima uscita e intento soltanto a difendere il doppio vantaggio dagli sporadici assalti siciliani. Va KO il Rende sotto i colpi di un Trapani molto aggressivo fin dai primi minuti e evacua a sbloccare il match al quarto con un colpo di testa che Forte riesce a deviare, ma dopo che la palla aveva già nettamente varcato la linea di porta. Il Trapani non si ferma e al 16° in mischia, sugli sviluppi di un corner, trova lo spiraglio giusto con Murano che raddoppia. Anche la ripresa vede il Trapani dominare, al 9° Silvestri, sugli sviluppi di un calcio piazzato, di testa trova la seconda rete consecutiva in 2 gare. Al 35° Fazio, dopo un paio di tentativi infruttuosi, trova un bel gol girando di sinistro da dentro l'area, un assist di Visconti.
Un erroraccio di Bifulco spiana la strada al successo del Catanzaro nel match con il Monopoli. L'estremo difensore dei pugliesi regala palla a Letizia che lo trafigge dopo pochi minuti di gioco. Giallorossi e Dionigi non trovano il gol del raddoppio, ma resistono nonostante la pressione biancoverde. L'ex Sarao si vede annullare un gol nel primo tempo. Nella ripresa invece dubbi su una respinta sulla linea di porta dei padroni di casa a nord di battuto. È il momento adesso del meteo, vediamo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Il vortice di bassa pressione che ha causato il peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione, anche nei prossimi giorni, ma in tono minore, continuerà a far sentire i suoi effetti. Si prevede una moderata instabilità che si alternerà a fasi di tempo stabile, favorendo anche un calo delle temperature. Infatti nella mattinata di mercoledì possibili deboli fioccate potrebbero interessare le vette dell'altipiano silano e del Pollino. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Mercoledì cieli regolarmente nuvolosi sui versanti tirrenici ed interni, con possibili piogge. Sulle vette più alte di Pollino e Altipiano Silano possibili deboli nevicate. Altrove cieli parzialmente nuvolosi con possibili deboli piovaschi. Temperature in ulteriore leggero calo. E adesso il consueto sguardo a mari e venti. Mercoledì il Mar Tirreno molto mosso e agitato, con venti che spireranno moderati dai quadranti occidentali. Il Mar Ionio è generalmente mosso ad esclusione del Golfo di Corigliano, che risulterà poco mosso, con venti deboli di direzione meridionale. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.